La violenza è un percorso che può essere lungo, silenzioso e dalle mille sfaccettature, basato per esempio sulla dipendenza psicologica o economica o anche relazionale. Talvolta quella stessa violenza può scaturire in omicidio, come testimoniano vari casi di cronaca, non ultimo quanto accaduto di recente alle Terme, arrivando a porre fine nella maniera più tragica a un rapporto affettivo. Quindi la cosa fondamentale, il messaggio fondamentale è veicolare che la violenza è un percorso, un ciclo che va interrotta nelle prime fasi, in maniera precoce. E fortunatamente adesso c'è più consapevolezza di questi processi e più risorse per aiutare le persone che sono vittime di violenza. Ci sono dei segnali, ce ne sono tanti, ma tendiamo spesso a non vederli o non volerli vedere. Ci raccontiamo che poi le cose andranno meglio, ci raccontiamo che poi le cose riusciremo a gestirle diversamente, ma se iniziamo appunto a notare questi aspetti, per cui una situazione ad esempio di dipendenza, una situazione di, soprattutto nell'ambito della violenza di genere o della violenza di coppia, una situazione in cui uno dei due membri della coppia viene regolarmente isolato socialmente, marginalizzato dalle sue amicizie pregresse o dalla sua famiglia pregressa, tenuto in una situazione di dipendenza funzionale, economico-psicologica, quelli sono segnali da non sottovalutare. Nella maggior parte gli episodi di cronaca nera sono catalogati come femminicidi, ma non mancano anche i casi in cui ad uccidere è una donna. Si parla ancora per adesso poco, si denuncia poco, si segnala poco, ma soprattutto anche gli uomini tendono a non segnalarla quando si trovano in situazioni di questo tipo perché è ritenuto qualcosa di culturalmente poco coerente rispetto agli stereotipi di ruolo. Però la dinamica di coppia va sempre sostenuta e aiutata. È uno degli elementi più critici che spesso quando vediamo nelle famiglie di amici, di parenti, situazioni di violenza, tendiamo a ignorarle. Ma perché una persona quando si vede insomma maltrattata dal proprio compagno o compagna che sia non se ne va? Cioè la paura della solitudine? C'è spesso una paura della solitudine, ci sono spesso dinamiche relazionali che rimangono incistate reciprocamente, quindi con aspetti complementari. C'è una tendenza a pensare poi andrà meglio, quindi una narrativa che va a sottovalutare le conseguenze e i rischi e a sopravvalutare le possibilità di modificare gli andamenti delle dinamiche di coppia, e l'insieme di tutti questi fattori può creare questi copioni per cui le vittime di violenza si danno delle giustificazioni interne che sembrano perfettamente coerenti del perché rimangono nella situazione, ma che in realtà le espongono a maggiore rischio. Quindi il consiglio può essere insomma di parlare di quello che avviene nel privato? Assolutamente, di cercare di parlare, di chiedere aiuto, di trovare un conforto con i parenti, con gli amici, e nel momento in cui ci si rende conto che si è in una situazione anche solo di rischio potenziale, valutare appunto quali sono le azioni migliori. Esiste adesso rispetto a 20 o 30 anni fa un tessuto di sostegno, di associazioni, di realtà, di psicologi che possono fornire un sostegno in queste situazioni ed evitare che appunto certe escalation possano arrivare a livelli più drammatici.